3 colpi di pistola, uno finito contro il petto del 26enne che avanzava con il coltello in mano. Il migrante a terra, morto, lo sconcerto e ora un fascicolo della procura destinato a riaprire un dibattito mai sopito. Eccesso colposo di legittima difesa è l'ipotesi di reato con il quale è iscritto nel registro degli indagati l'agente della Polfer che ha ucciso Diarra Moussa, giovane del Mali, che nelle 2 ore precedenti aveva messo sotto scacco l'area della stazione di Verona. Dopo il post di Matteo Salvini, quel "non ci mancherà" che ha fatto molto discutere, arriva dopo l'apertura del fascicolo anche la reazione dei sindacati di polizia. Ricordiamo, scrive Felice Romano, segretario del SIULP, che i poliziotti hanno pochi istanti per poter decidere come reagire di fronte a situazioni emergenziali e non lo fanno certo a cuor leggero. Il collega sembra essere stato costretto, ribadiamo costretto, a usare l'arma e ha immediatamente soccorso l'aggressore che stava morendo. Basterebbe questo a capire che sotto quella divisa c'era una persona dotata di un profondo senso di umanità che dovrà portare per tutta la vita il peso di quei brevi, drammatici momenti. La tragedia si è consumata al termine di ore di tensione. Alle 5:30 nel piazzale della stazione Porta Nuova, Diarra Moussa, migrante irregolare avviato verso un percorso di lavoro, ha aggredito 2 vigili impegnati nei rilievi di un incidente tra 2 motorini. Nello scontro l'uomo ha buttato a terra un agente per poi colpire alcune vetrine all'interno della stazione. 2 ore dopo il giovane si aggirava con un coltello in mano. Un assistente capo della Polfer gli ha chiesto i documenti, ma il 26enne non ha abbassato la lama e ha continuato ad avvicinarsi. A questo punto l'agente ha sparato 3 volte. Il procuratore capo di Verona Raffaele Tito spiega: l'uccisione del 26enne è inserita certamente in un contesto di legittima difesa posta in essere dal poliziotto. Tuttavia le indagini sono ora orientate a valutare se vi sia stato o meno una condotta colposa. L'ipotesi colposa, fa presente il magistrato, si ha quando c'è una reazione di difesa esagerata. Non c'è la volontà di commettere il reato, ma viene meno il requisito della proporzionalità tra difesa e offesa. Il Partito Democratico regionale, intanto, con una nota di Vanessa Camani e Anna Maria Bigon, sostiene che da un lato non si può minimizzare la pericolosità della vittima, ma al tempo stesso risulta vergognoso l'ennesimo sciacallaggio della destra su questa vicenda. Il riferimento è anche alle polemiche sulla sicurezza in città sollevate dall'ex sindaco di Verona, l'europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia Flavio Tosi, che pur stigmatizzando le parole di Salvini di ieri, si dice contrario a una indagine sull'agente. Questo fuori di testa, armato di coltello, aggredisce la polizia si difende. Per fortuna non si è ferito un poliziotto o qualche cittadino che non c'entrava nulla, che non vuol dire essere felici perché è una bruttissima cosa, però almeno le persone innocenti non sono state toccate da questa sciagura. Il punto è il prima, perché questo dalle 5 della mattina per 2 ore nella città di Verona, in pieno centro, questo ha fatto quello che voleva.